Le ultime vicende giudiziarie che vedono coinvolti i dirigenti Acque sicuramente ha fatto sì che Intercopa prendesse la sua posizione. Ecco, alla luce di quello che è successo e di quanto il procuratore della Repubblica ieri ha eseguito, ricordiamo appunto la nomina di un commissario perché i dirigenti Acque, diciamo, nella gestione dei depuratori è carente, quindi c'è anche una situazione di emergenza. Cosa fa l'Intercopa? Ma guardi, noi siamo reduci ieri da una riunione nostra interna dove appunto si parlava di tutte le problematiche inerenti al servizio idrico integrato. Dopo che abbiamo finito la riunione ci è arrivata la notizia appunto del provvedimento preso dalla Procura della Repubblica che di fatto sollevava la Girgenti Acque dalla gestione di una serie di depuratori di una serie di comuni perché praticamente non era adempiente alle prescrizioni della Procura. Ora noi aspettiamo, diciamo, le conseguenze da parte dell'ATI che deve prendere atto di questo provvedimento della Procura della Repubblica, anche perché oggi ci doveva essere, anzi ci sarà, una riunione dell'ATI che avrebbe dovuto parlare di tariffe idriche, ma alla luce di questi provvedimenti giudiziari credo che si debbano prendere altre, come suol dire, decisioni e provvedimenti di conseguenza. Quale ad esempio? Ma quello intanto di vedere se deve continuare questa gestione di questo gestore oppure praticamente un ritorno praticamente alla gestione in house dei comuni e del servizio idrico integrato. Quindi una revoca del contratto. Sì, sì. Ecco, questo spetta all'ATI. Ecco, pensa lei che questi provvedimenti siano già da aggiungersi ad altri elementi precedentemente acquisiti? Ma guardi, la vicenda è molto lunga, si è praticamente nel corso degli anni abbastanza, insomma, varie vicende. Questa ultima diciamo che è un po' per coperchio di tutto l'andazzo. Non credo che ormai, insomma, ci possano essere altre soluzioni. Poi vedremo quello che praticamente l'Assemblea dei Sindaci oggi deciderà.